Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Partiamo dalla giornata regionale della Polizia Locale che si è svolta a Pordenone in concomitanza con i 150 anni del Corpo Comunale. Nel giorno di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani, messa in Duomo e cerimonia in sala consiliare per la consegna degli encomi. La Regione istituisce un fondo per gli infortuni degli agenti. È stata Pordenone a ospitare la 12ª giornata regionale della Polizia Locale. Pur con una cerimonia ridotta a causa della pandemia, le istituzioni civili e religiose hanno reso omaggio ai vigili urbani. La città di Pordenone si è candidata alla 12ª giornata delle polizie locali proprio in occasione di questa importante ricorrenza, 150 anni di storia del Corpo di Polizia Municipale. La coincidenza ha voluto che quest'anno tutto si svolgesse in questa crisi pandemica che ci ha impegnato sul fronte dei controlli e sull'ausilio alle forze di polizia a competenza generale per i controlli anti-Covid. Dopo la messa in Duomo, celebrata dal vescovo Giuseppe Pellegrini, si è tenuta una cerimonia in sala consiliare dove sono stati consegnati, anche in videocollegamento con gli altri comandi regionali, gli encomi per gli agenti meritevoli. È un'opera preziosa che, come abbiamo visto, non smette mai di esistere, di essere presente sul territorio, anche in un momento difficile come questo. Loro ci sono sempre stati, l'abbiamo visto in quest'anno di pandemia, quando hanno garantito anche i controlli e continuano a garantire i controlli per il rispetto delle regole che ci permetteranno di uscire, speriamo, quanto prima da questa terribile emergenza che sta tagliando il Friuli Venezia Giulia e il mondo intero. Il 2021 inoltre sarà l'anno della nuova legge regionale sull'ordinamento della polizia locale, che conterà anche l'istituzione di un fondo per gli infortunati a carico degli agenti. Noi continuiamo ad investire sulla sicurezza a fronte di dati che comunque sono buoni e che ci dicono che in Friuli Venezia Giulia il tasso di criminalità è più basso rispetto a tantissime altre zone del resto d'Italia. Vogliamo investire fino a quando tendenzialmente, in modo magari anche utopistico, i reati sul nostro territorio saranno pari a zero, perché ogni reato che viene commesso vuol dire semplicemente che un cittadino della nostra regione viene danneggiato in qualche modo. Passiamo al consueto report sul coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 464 nuovi contagi a fronte di 7.565 tamponi molecolari effettuati con una percentuale di positività del 6,13%, quasi doppia rispetto al 3,81% di ieri. Sono inoltre 3.255 test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 208 casi, pari al 6,39%. I decessi registrati sono 26, 6 dei quali verificatisi in Friuli occidentale. Sul fronte delle persone ospedalizzate si riducono a 58 i ricoveri nelle terapie intensive, mentre quelli in altri reparti sono 693. Diminuiscono anche le persone in isolamento, che oggi sono 11.580. Da inizio pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 62.045 persone, 46.162 delle quali sono totalmente guarite. Ed è stata completata questa mattina la consegna, seppur ridotta, dei vaccini anti-Covid destinati agli ospedali di Pordenone, Udine e Trieste. Lunedì scorso, ha ricordato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, erano state invece consegnate le dosi Pfizer ai nosocomi di Tolmezzo e Monfalcone. Il totale complessivo delle nuove dosi arrivate in Friuli Venezia Giulia da inizio settimana ammonta a 7.020. Infine, in Friuli Occidentale, l'azienda sanitaria sta predisponendo l'acquisto di nuovi macchinari trasportabili per eseguire test rapidi di terza generazione, il cui esito è quasi sovrapponibile a quello dei tamponi molecolari. I nuovi tester accelereranno le tempistiche dei risultati e snelliranno il carico sui laboratori. E negli anni 40 erano tirocinanti proprio nell'ospedale della città sul Noncello i due studenti di medicina pordenonesi ai quali sono dedicate le due pietre d'inciampo posate oggi davanti al Santa Maria degli Angeli. I due ragazzi vennero uno fucilato dai fascisti e l'altro deportato a Dachau. Nel progetto sono stati coinvolti anche gli studenti del liceo Leopardi Majorana. Erano due giovani, poco più che ventenni, che studiavano medicina e lavoravano come tirocinanti all'ospedale di Pordenone. C'era la guerra e loro facevano parte della resistenza. Anto Zilli di Fontana Fredda fu fucilato, Bruno Barzotto di Pasiano deportato a Dachau, poi morto di tubercolosi al ritorno. Oggi, oltre 70 anni dopo, la loro fine è stata ricordata con la posa di due pietre d'inciampo davanti al Santa Maria degli Angeli, un'iniziativa in collaborazione tra Comune, ANED, ANPI e Liceo Leopardi Majorana. È un luogo simbolo per tanti motivi. Io credo che la memoria di queste situazioni, la memoria
della nostra storia sia qualcosa di fondamentale e soprattutto in un momento di estrema sofferenza come questo. A ricostruire la loro storia gli studenti del liceo, coordinati dalle professoresse Susanna Corelli e Silvia Pettarin e dalla dirigente Rossana Viola. I due ragazzi di cui poseremo le pietre oggi sono due studenti di 22 anni. Non c'è molta distanza dai nostri studenti del triennio del liceo. Sono degli studenti in medicina che sarebbero diventati probabilmente dei grandi dottori perché avevano tantissima umanità e tantissimo impegno. Sono anche un modello per i nostri studenti. Mi sono interessata a questo progetto proprio per il fatto che riguardava un territorio nel quale io abito e rendersi conto che certe cose talmente orrende sono accadute, cioè quelle persone hanno messo i piedi dove li ho messi io, è lo stesso luogo ma in un altro tempo e alla gente sembra non interessare, nessuno sembra rendersene conto e io volevo rendermene conto. C'è una storia di questo uomo che è stato deportato in un campo di concentramento per aver aiutato i partigiani, soprattutto nel curarli e assisterli. E la sua storia la ricordiamo appunto perché è stato segnalato ai fascisti proprio dietro un inganno, poiché Renato Meneghini è entrato in ospedale travestito da partigiano per smascherare tutti i medici che aiutavano i partigiani e quindi è stato deportato a Dachau e in realtà è stato poco a Dachau, però avendo preso la tubercolosi durante la deportazione è morto giovane nel 1947. Nei prossimi giorni saranno posate altre 7 pietre d'inciampo, 5 a Longon di Caneva, una a Polcenigo e una a Budoia. Veniamo alla cronaca, lavoro notturno per i vigili del fuoco di Pordenone. I pompieri della città sul Noncello sono intervenuti ieri sera a Ghirano di Prata, dove all'esterno di una fabbrica si era sviluppato un incendio. Sul posto le 2 squadre inviate, ma nel frattempo era stata attivata anche la sede distaccata di San Vito al Tagliamento, hanno trovato un distillatore per il recupero delle vernici in preda delle fiamme. L'incendio è stato domato in breve tempo, evitando così che il fuoco si propagasse, circoscrivendo i danni. Voltiamo pagina e parliamo di politica. Forza Italia ha annunciato il proprio sostegno al sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, alle prossime amministrative. Forza Italia, in vista delle elezioni comunali a Pordenone di quest'anno, conferma la fiducia ad Alessandro Ciriani. Oggi il coordinatore comunale di Forza Italia e presidente del Consiglio Comunale, Andrea Cabibbo, e la coordinatrice provinciale reggente del partito e consigliera comunale regionale, Mara Piccin, si sono incontrati per programmare il percorso che porterà alle elezioni della città sul Noncello. Ci presenteremo alle amministrative, dicono, con una lista inclusiva e aperta alla partecipazione della società civile, nella quale saranno rappresentate varie professionalità ed esperienze. Continueremo ad essere l'anima moderata, liberale e cattolica della coalizione. Una lista questa che ha avuto l'ok della coordinatrice regionale del partito, Sandra Savino. In questa sfida elettorale Ciriani dovrà affrontare il candidato sindaco del centro-sinistra Gianni Zannolin, sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle e dalle civiche oggi all'opposizione. La coalizione di centrodestra a Pordenone, continuano Piccin e Cabibbo, ha realizzato progetti pregevoli e molto altro resta da fare. Forza Italia presterà particolare attenzione nella stesura del programma di coalizione. Tra i temi che saranno portati all'attenzione degli elettori ci sono la riduzione delle leve fiscali e la riqualificazione della città anche dal punto di vista commerciale, in particolare il rilancio del commercio di vicinato. Scontato l'appoggio Ciriani anche di Fratelli d'Italia e Lega. Restiamo a Pordenone, in via De Paoli continuano i lavori di sistemazione. È stato terminato il marciapiede a nord del tratto che porta a Corso Garibaldi. Proseguono in via De Paoli a Pordenone i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi, ai quali si aggiungono l'abbattimento delle barriere architettoniche e il completamento degli allacciamenti fognari. Nel tratto che conduce a Corso Garibaldi è stato già terminato il marciapiede sul lato nord, che può essere percorso in tutta sicurezza. La settimana scorsa il cantiere si è spostato sul lato opposto per procedere con la sistemazione del lato sud. In accordo con i commercianti, afferma l'assessore alla mobilità della città sul Noncello, Cristina Mirante, il lavoro è stato diviso in lotti in modo da evitare che il cantiere nasconda contemporaneamente troppe vetrine. L'accesso ai negozi è comunque sempre garantito. Una squadra di operai infine sta completando anche il pezzo di marciapiede che porta verso via Oberdan, i cui lavori sono stati avviati poco prima di Natale. Chiudiamo con l'economia, dare vita a una nuova distilleria a Polcenico e conquistare i mercati europei con liquori fatti con erbe a chilometro zero. È l'idea che l'azienda Fred Yerbis vuole realizzare con un crowdfunding. In poche settimane la raccolta ha superato l'obiettivo prefissato.
L'obiettivo finanziario è stato raggiunto in pochissimo tempo. A 26 giorni dal termine della raccolta su crowdfundme.it sono già stati raccolti 130.000 euro, il 163% degli 80.000 euro previsti. Stiamo parlando di Yerbis Venture, in friulano l'erbe di domani, progetto che ha come scopo lo sviluppo di Fred Yerbis. Si tratta di un'impresa di Polcenigo che produce liquori artigianali utilizzando per quanto possibile erbe a chilometri zero. Fondata nel 2017 da Francesco Cremasco, barman originario di Travesio con la passione per le erbe, l'azienda, il cui cuore è nel laboratorio allestito nella vecchia farmacia di Polcenigo, realizza diversi tipi di liquore che possono essere anche base per cocktail, partendo da 60 essenze, 20 delle quali raccolte tra Polcenigo, Travesio, Cloud, Piancavallo e La Carnia. L'obiettivo di questo progetto quindi è quello di produrre una linea di liquori distillati di altissima qualità, utilizzando solo le migliori materie prime. Ho scelto quindi un nome di ispirazione friulana per dare risalto al territorio. Infatti Fred Yerbis sta per le erbe di Federico. Tutto questo nasce dalla mia passione per le piante. Per questo, oltre ad essere un prodotto 100% artigianale, è anche a chilometro zero. Scopo della raccolta finanziaria è ampliare il mercato, che già conta oltre all'Italia, Stati Uniti e Canada, al resto d'Europa, intensificare la produzione di erbe in Friuli e realizzare, sempre a Polcenigo, una distilleria con bar annesso, già in fase di realizzazione, che darà lavoro a 4 persone. Creeremo una nuova linea di liquori e dopodiché andremo ad espanderci ancora di più in molti altri mercati internazionali. Il nostro telegiornale termina qui, l'appuntamento è per domani sempre alle 20:45. Vi lascio in compagnia di Elettroshock condotto da Alessandra Salvatori. Grazie di essere stati con noi, buona serata.